Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Festeggiata stamani ad Agrigento la ricorrenza dell'Immacolata Concezione. Dopo la deposizione dei fiori effettuata dal Corpo dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonna posta in testa alla Basilica in via San Francesco e la banda musicale ad accompagnare il gesto, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Francesco Montenegro, tanta la gente fedeli della Madonna che hanno assistito all'evento, oltre che alle autorità civili e militari, il vice sindaco Vironi in rappresentanza dell'amministrazione comunale, a fare gli onori di casa il parroco della Basilica, Don Veneziano. Una festa questa dell'Immacolata che, come stiamo vedendo qui in piazza San Francesco davanti alla Basilica, riesce sempre a catalizzare l'interesse e la fede dei tanti cristiani. Sì, certo, il fascino di Maria accoglie e attira tutti i figli e quindi è giusto che sia così. Ovviamente quando parliamo della Madonna Immacolata la definiamo un po' negativamente, nel senso di dire Maria è senza peccato, ma no, impariamo a dire che Maria è piena di grazia. Bene, allora dove c'è tanta grazia di Dio c'è il Signore, c'è la sua gioia, c'è la sua pace, c'è la fraternità, c'è la solidarietà, l'attenzione per i piccoli, ecco, i potenti giù, i piccoli illumini in alto, come vuole il Signore. Una manifestazione che vede anche la collaborazione oggi dell'Arma dei Vigili, porre una corona di fiori sulla statua della Madonna. Sempre, questa è una bellissima tradizione che continua nel tempo, nella storia, per indicare che sotto la protezione della Madonna nulla può andare male, tutto è orientato al bene, perché Dio non ha progetti di sventura sugli uomini ma progetti di pace. Una tradizione che dura da 1600 anni questa della Madonna, come mai? Come mai? Perché lei è sempre giovane ed è giovane perché ama, quindi la mamma è sempre giovane. Tante le manifestazioni che state organizzando. Ma insomma, tante, comunque certamente la processione, ma certamente più che altro c'è un ulteriore rinnovamento che dobbiamo portarci, il coraggio di cambiare, no, il nostro cuore, la nostra vita, perché possa essere niente di Dio, non guardare l'apparenza, guardiamo all'essere. Comunque in un momento di degrado anche spirituale è importante questo attaccamento alla Madonna. Ma certo, perché lei non ha altro interesse che farci vivere da figli di Dio, da fratelli.